Ecco, partiamo dalla redazione per andare verso Albarella. Cosa succede in questo paese bello, simpatico? Succede che un personaggio non italiano ma che viene chissà da qua ai mari, adesso ne spiegherà lui, e che ha sentito parlare della nostra trasmissione Veneto Nostro, del nostro giornale Stampa un Quo e Lesi Domani, e allora è venuto fin qua perché vuole assolutamente conoscerne noi altri. Oggi, caro signor, buenas tardes, caro Bruno. Caro signor? Certo, caro signor. Bisogna che lo chiama il pirata Capitan Birbante, Corsaro, Pirata Rosso, come vuoi che lo chiama? Capitan Birbante sarà il Corsaro Rosso. 15 hombres sulla cassa pirata. Un gottesín de Kelbon. Esta es la canción que cantemos sul Galeón. Stai attento. Io ho visto le nostre robe che Veneto o spagnolo? Spagnolo. Parlarades, diciamo cositas, il dialetto di Salamanca. Ecco, è un dialetto speciale che si avvicina anche a voi altri. Salamanca è una località. Sì, ma se fosse Salapiù? No, casomai sarebbe Sayamora. Si anche gli altri si sta visitados dallo spagnolo, mi pare, no? Ecco il dialetto che parla, si tratta anche un fiatemin, no? La vi ciuccia un fiale qua, la vi ciuccia un fiale là. La rega di Sivuiati, la rega di Simuoiati. Ecco, appunto, dice, a Salamanca si parla il dialetto che si avvicina a quello che dicevi gli altri, insomma, ecco. Allora, tanto gracias che me l'hai accettados. Siamo corsi o è una richiesta fatta il Miga Leon, dal Capitan Birbante? Il Miga Leon a largo si arriva al Barella col Galeon, proprio perché ho visto che siete molto diciamo predispostos ad ascoltar le disgrazie de los otros. Ecco, sì, soprattutto perché i nostri disgrazie. Sì, fra disgrazie vostre, aquí ne mucho, sì, appunto. Mi vorraves spiegar a los hombres, ma molto anche de pi, a los niños y las niñas, que sería y puteos y la puteas. Perché ben puteos e puteas, dietro Salamanca, no, certo che hi ha altri tipi di puteas. No, ma appunto perché i putei non capisce mai. Sempre di puti si tratta. Sempre di puti. Ecco. Ora, e spiegar porqués, che uno dice cosa vuol dire porqués. Dice porchi che tira. No, non chiamo porchesata. Porqués significa perché, è che questo Capitan Birbante, Corsaro Rosso, le vignu e era romper. E come mai rosso? Dai ombre di vin? Rosso dall'ombres. Ombres rosse, infatti, che il famoso regista ha fatto ombre rosse. Eccetera, quartini, eccetera. Ecco, mi ero nel mi Galeon con tutta la ciurma, con tutta los fradelos, diciamo, los fradelos pirata. Magari sempre con questa spada, va. Questo che mi tenga a casa. Ma non farne mai a me, no, prego mai. Mi spiega. Eravamo a largo di Guadalupe quando a un certo momento mi ero io a riposare nella mia cucetta, perché io di cucetta. Cabina, insomma, riposa. Cabina. Io ero lì a riposare perché io già panna baia, che non ti dico, de nero proprio, a un certo punto, che io era calma piatta, però perché non che io era vento, dopo altro come si dice? Vento, ecco, questa calma piatta, e le svele, io era tutte le gai, buttata l'ancora, io ero lì a riposare la cammina, tutto un momento, ti senti nel silenzio più totale, ti senti tutto il tuo casino, e cosa è successo? Un fulmine? Non so che mi sia svegliato, no, niente fulmine, non so che mi sia svegliato subito, io ero nel dormiveglias della baia, diciamo. I fradei pirati, me core basso,
Capitan Birbante, svegliati, cosa dice, cosa non lo so, chiamo su, vado sulla coperta, una vecchia che dopo che ha serrato il preso e ha negato che si chiamava Befana, e la vecchia l'alba del maestro proprio qua, e dice che ieri di lavorare con la scuola, e non aveva visto il galeón, non aveva visto los alberos, e la l'albero il maestro va pum, era Befana orba. cioè, mi sa che se era vecchiotta, ho visto che insomma era 300-400 anni, Porca sì, era vecchiotta tanto. A un certo punto abbiamo anche tirato su un fiaderun, un fiade questo, un fiade quello, e si era disparata. Perché non si ricordava altro, i nomi de los niños e de las niñas, los indirizos. Ma se dopo a te che era già pa, non si ricordava più. Quanto sei di queste partite, c'è passato che è Befana di 200-300 proprio là, ha detto las fortunas, proprio, non si aveva fatto, boca a bocca, fa un piacere, Capitan Birbante, fammi un piacere, vai a dire a los niños e las niñas che non mi ricordo altro, los indirizos, e il 6 di gennaio, cosa che porto mi de regalo? Io adesso sei 6 gennaio. Tutto che tu capivi. Se 6 gennaio, non mi ricordo più. Befana no! Amico, altri anni non mi ricordo più. Era partito tutto il mondo che il giornale della Befana. Allora, cosa facciamo adesso? E questo mi sono qua per pregarti di rivolgergli anche a Sopare Somares, della Befana o dei niños? Sopare, dire sta attenti, chi al 6 di gennaio che era portato nostre carbone, anche una ma se ricorda più, può anche darsi che ora del 6 di gennaio e riacquista un pochino di memoria. Cioè vi ha portato 3 puttei, altri niente? Allora adesso facciamo una bella roba, siete sì d'accordo capitano? Tanto se venuto qua perché tanto va fra me. Allora mi vorrei dire a quanti che se devono ascoltarne, ovvio fare una cosa abbastanza simpatica, vi preghiamo di inviare tutti sti nomi a noi altri che passiamo qua dopo a Capitan Birbante, che dopo va a fare bocca a bocca a Befana e la risveglia. Bocca a bocca no, bocca a bocca qua a Befana no, adesso qualche anno di manco un attento, siamo pirati, ma siamo mica proprio siamo mica proprio allora sì, insomma, chi scrivesse agli altri, dopo li devo a Capitan Birbante che va dalla cartolina postale, una letterina che va dalla esatto, c'è chi dica anche quello che vuole del regalo, sì, quello che vuole del regalo, chi demanda anche farsi benedire i suoi parenti, se chiappiamo per tempo per i regali si già messo insieme del suo e si ti domanda la Ferrari. Ma no, è a Ferrari chi pone i piccenini, le piccenine sanno in Spagna e allora Capitan Birbante, capivo perché era Birbante, perché mette invece di alberi maestri di Cormei, Bruno, ma no, è un galeon. Spero può manartene deve spaccare l'albero di destra, di sinistra, come si dice? Maestra, su cui il messo, dove si quello tranchito. Non è più maestra, sei ignorante. Ecco. E nati, che basta così, bisogna appunto che adesso che torno al galeon mi rincuora un fiatista capitano Birbante, fai un messaggio. Sì. Niños, niñas e niñetes, che sarebbe più piccinini, anche che in cuna, diciamo, cavaria, poi e scrive una cartolina postale, una letterina, un foglietto di quaderno di scuola, indirizzados a Tiere, posso dire? Sì. A Tiere, via Venezia 57 e scrivere il vostro indirizzo
così la Befana può portarvi il 6 di gennaio i regali che gli domanderei. Sai che spedire a cartolina scrive anche che regali che vuoi, così siamo a posto. Allora, messaggio abbiamo fatto, grazie di essere mi ringrazio a ti e todos los venetos. Ringrazio todos los venetos. Saro Rosa se mi è il primo deficiente allora, Saro Rosa. No, deficiente è Befana che si va a sbattere e porta i saluti nostri anche a Befana. Grazie. Grazie a todos. Grazie Capitan Birbatti.